Sono arrivata e mi sono trovata tutte queste pattuglie dei carabinieri con tutte le porte e finestre tutte fatte saltare e lui l'hanno arrestato, probabilmente lui è arrivato qua di notte o non so quando e l'hanno portato via, ma sembrava veramente un assalto da guerra. Via Croce a Sant'Andrà, in azione nella notte insieme ai carabinieri di Treviso e Montebelluna, gli uomini del gruppo di intervento speciale di Livorno e quelli del ROS di Padova per la cattura di Ivan Giantin, 53 anni, il pregiudicato vicentino collegato alla Mala del Brenta su cui pendeva un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia. Giantin deve espiare una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle rapine commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Verona e Padova. Ma trattandosi di un soggetto di elevato spessore criminale, è stato messo in campo un massiccio dispositivo che ha trasformato l'abitazione del 53enne in uno scenario di guerra, come ci hanno detto i residenti, messi in allarme dalla doppia esplosione provocata per aprire sia il portone al piano terra che la porta del terrazzino, così da entrare rapidamente in casa. Mio marito l'ha sentito il colpo e diverse persone qua hanno sentito anche stamattina una signora mi ha detto ho sentito un gran colpo. Ho sentito altre persone che hanno detto sì che è stato un botto. Un botto e anche Un la botto. metto Bertilla e anche spari. Però Però l'autoambulanza e i carabinieri. Nessuno sparo è stato in realtà esploso. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna e del reparto operativo del comando provinciale, supportati nel blitz dalle squadre speciali, hanno trovato il 53enne a letto. Lo scorso ottobre era sfuggito a un primo tentativo di cattura nella sua abitazione di Rubano, nel Padovano, scappando dalla finestra e rendendosi poi irreperibile. Gli investigatori sapevano che aveva trovato rifugio nel suo ex domicilio di Povegliano, dove è stato alla fine localizzato e arrestato. A riportarlo qui forse proprio il legame con i suoi gatti e il suo cane. Giantin non era armato e non ha cercato di reagire. Ai militari ha detto che stava pensando di costituirsi, che per lui, che in carcere c'è stato a lungo, altri 3 anni e mezzo non sarebbero pesati. L'operazione è stata gestita dall'Arma nella massima sicurezza, visto il soggetto. Agli inizi degli anni 2000 Giantin era rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con i militari dell'Arma a Ferrara, nel corso del quale era rimasto ferito gravemente un carabiniere. Nel 2021 era nuovamente salito alle cronache per aver riorganizzato e diretto un gruppo di storici affiliati alla Mala del Brenta allo scopo di commettere estorsioni e rapine, reati per i quali è stato poi condannato. Il 53enne si trova ora rinchiuso in carcere a Treviso, dove sconterà la sua condanna.